Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. E la linea va subito ad Antonino Danna. Kalà Muallimul Kariati Kana Jabbalufi Jabbali Assalam alaikum alaiki Alana Ana Assiunu, disse il maestro del villaggio. Io arrampicavo la montagna. La pace sia con voi e con te. Adesso io vivo. Questi erano i brani in arabo da Arabian Song di Franco Battiato dall'album Patriots 1980. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 18 marzo dell'anno del Signore 2024. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Vi ricordo altresì che sulla pagina Facebook della radio troverete tutte le modalità per aiutare i nostri amici e fratelli dell'Artsakh o Nagorno-Karabakh, che dir vogliasi, il cui territorio è stato, ahimè, rubato dagli azeri dopo secoli di vita in santa pace da quelle parti. Ma noi cominciamo subito. Voglio salutare e ringraziare il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, buon lavoro, e partiamo con l'intervista a Magdi Allam che ho registrato questa mattina. Sapete che in una scuola di Pioltello, alle porte di Milano, siccome il 40% degli alunni sono islamici, quindi il 60% no, e siccome in paese il 23% sono islamici, quindi il 77% no, e il Consiglio d'Istituto ha deciso all'unanimità di dedicare il 10 di aprile a una giornata di festa per la fine del Ramadan. Questo che cosa significa? Soprattutto, sapete che nelle scuole i bambini di 6-7 anni, i bambini musulmani, fanno digiuno e questo gli fa male? Beh, state un po' a sentire che cosa ci siamo detti con Magdi Allam. Giulio Cesare, vai. Allora, il mio ospite di questa sera è un gradito ritorno, è un giornalista, è uno scrittore. Era un musulmano, si è convertito al cattolicesimo, lo ha battezzato Papa Benedetto XVI, Cristiano Allam, che ringrazio per il suo tempo e per la sua disponibilità. Intanto, buonasera e bentornato a Zoom, Magdi, grazie. Grazie a voi, grazie a te Antonino e a tutti gli amici di Radio Libertà. Allora, io, vabbè, i fatti mi pare che li conosciamo. In un istituto a Pioltello si è deciso di introdurre la festa per la fine del Ramadan e quindi il 10 di aprile i ragazzi non andranno a scuola. Il 40% sono ragazzini di religione islamica, l'altro 60% no. Soprattutto però, prima di arrivare a questo, c'è un articolo, un appello che peraltro è stato pubblicato stamattina su Il Giornale, nel quale tu fai un'osservazione molto grave. Cioè tu dici, guardate che ci sono ragazzini di 6-7 anni che vanno alle elementari, sono di religione islamica, ma quando si tratta di mangiare in mensa non mangiano e fanno digiuno. E perché? Perché stanno celebrando il Ramadan che impone appunto il digiuno, specialmente di giorno, non vale di notte. Per quanto riguarda questo fatto, però, tu osservi due cose. Primo, questo obbligo di digiuno scatta dalla pubertà, quindi dovremmo parlare di ragazzini sopra i 14 anni. Secondo, fa male alla salute di bambini di 6-7 anni, questo lo può dire qualunque medico nutrizionista. E terzo, c'è un sottile condizionamento che mi pare traspaia dalle tue parole, perché i bambini dicono, e vabbè, ma tanto i genitori sono i genitori che danno l'esempio e quindi noi imitiamo gli adulti, così ci sentiamo grandi pure noi che facciamo Ramadan. Che cos'è che sta saltando qui, Magdi? Ma vorrei chiarire subito che in questo caso
non è in alcun modo una indebita interferenza nei confronti come dire, della dimensione religiosa dell'Islam, ammesso che l'Islam possa essere concepito come una religione o non, come penso io, un sistema di potere. Ma si tratta di far primeggiare in Italia la Costituzione e le leggi e le tradizioni italiane. Mi spiego. La mia richiesta di un intervento dello Stato per tutelare la salute di bambini di 6 e 7 anni non ha nulla di religioso, è un fatto che attiene all'adempimento di leggi, di regole che tutelano la salute, tutelano la vita delle persone, perché soprattutto la criticità risiede nel divieto di bere acqua. L'acqua rappresenta il 60% del peso corporeo dei maschi, nei neonati arriva al 75%. Noi non possiamo stare 12 ore consecutive senza bere. Io sono stato musulmano per 56 anni, non sono mai riuscito a non bere per un'intera giornata. Ti si secca la gola e quando la gola si secca non si respira più, diventa una tortura e non è concepibile che uno Stato di diritto, quale è l'Italia, possa consentire questo a dei bambini, a prescindere dal fatto che siano musulmani. Tanto è vero che c'è una preside di un istituto comprensivo di Genova che ha inviato una circolare alle famiglie annunciando l'intenzione di segnalare alla procura dei minori i casi di malore dovuti al digiuno del Ramadan, dicendo non possiamo permettere che i bambini si mettano a rischio per il digiuno, la nostra priorità è la loro sicurezza. Quindi non si tratta in alcun modo di una questione religiosa, di una interferenza nell'Islam, ma di far primeggiare quella che è la Costituzione e le leggi dello Stato. Poi per quanto riguarda la Pioltello, il concepire che la fine del Ramadan possa essere celebrata come una festività nazionale, nel caso della scuola come una festività della scuola, anche lì c'è una flagrante violazione di quelle che sono le leggi dello Stato, quella che è la consuetudine, è lo Stato a definire quali sono le leggi, le festività per cui una scuola rimane chiusa. Non può essere una decisione arbitraria di un direttore o di una direttrice scolastica, perché si crea un precedente assai grave, ma fossero anche il 90% degli studenti musulmani, ma è una scuola che sta in Italia. Quello che si sta dimenticando da parte di tanti è che siamo in Italia e in Italia vigono le leggi, le consuetudini, le tradizioni e le regole della popolazione italiana, dello Stato italiano. Però Magdi, qualcuno potrebbe dire, e vabbè, ma tanto allora per quale motivo dovremmo ancora festeggiare la Pasqua, visto che lo Stato è laico? No, allora la Pasqua, allora lo Stato è laico, ma l'Italia, al pari degli altri paesi europei, anche se purtroppo questa è un'Europa sempre più scristianizzata, al punto che già nel 1989 l'allora pontefice Giovanni Paolo II, dopo il crollo del muro di Berlino, di cui lui fu uno degli artefici, denunciò la cristianizzazione dell'Europa e parlò della necessità di una nuova evangelizzazione degli europei. Ma resta il fatto che questa è un'Europa che si fonda su una identità cristiana. La prima volta nella storia in cui il concetto di europei viene scritto è in un documento scritto da un monaco nel 732, in cui, raccontando la vittoria dell'esercito cristiano di Carlo Martello a Poitiers, indicò
come europei i cristiani che sulla sponda settentrionale del Mediterraneo si ribellarono e sconfissero e bloccarono l'avanzata degli islamici, che invece erano riusciti nell'arco di 100 anni dopo la morte di Maometto, avvenuta nel 632, a conquistare tutta la sponda meridionale del Mediterraneo, le cui popolazioni erano al 97% cristiani, ad attraversare lo stretto di Gibilterra, a conquistare la Spagna, e vi rimasero per circa 8 secoli. Quindi l'Europa nasce come identità cristiana che rifiuta la sottomissione all'Islam. Questo è poco ma sicuro. Però Magdi, ecco, io non lo so, decidi tu se la mia è una sensazione oppure è un'osservazione condivisibile. Ho l'impressione che dopo il 7 di ottobre scorso, dopo l'attacco che Hamas ha lanciato contro Israele con annessa carneficina, ho l'impressione che stiamo assistendo a una islamizzazione strisciante dell'Europa, islamizzazione che peraltro sembra quasi che alcuni europei in fondo desiderassero e aspettassero, perché vedo questo senso di accondiscendenza. E vabbè, però, siccome sono tanti ragazzi islamici, gli facciamo festeggiare la fine di Ramadan. E vabbè, però stanno aumentando le donne velate per le strade italiane. Vabbè, ma è la loro cultura. E vabbè, ma quello ha pestato sua moglie. Sì, ma è la sua cultura. E vabbè, ma Anna Cisint a Monfalcone non gli dà lo spazio per pregare. Diamogli una chiesa per far pregare gli islamici. E poi mi trovo davanti un papa come questo qui che il 10 di marzo scorso, o comunque prima del Ramadan, ha detto, affacciato alla finestra da dove si affacciava Wojtyła, da dove si affacciava Ratzinger e gli altri papi del Novecento, e tanti auguri ai nostri cari fratelli musulmani che cominciano il Ramadan. Però l'imam della moschea del Cairo, che ora non mi ricordo, non vorrei dire una... Ahmed Al-Taib, esatto, il grande proprio lui. imam di Il suo grande amico, grande imam, non mi pare che dica buon Natale ai nostri fratelli cattolici o buona Pasqua ai nostri fratelli cattolici o buona Quaresima ai nostri fratelli cattolici. E com'è sto fatto qui? Certo. Purtroppo dobbiamo prendere atto che lo si definisce antisemitismo. Io voglio essere più preciso: l'antiebraismo, perché Sì. così si comprende meglio, è diventato un collante di un ampio arco di realtà in cui ci sono cattolici, in cui c'è la sinistra, in cui ci sono ovviamente i musulmani, ma ci sono anche realtà della destra che da sempre sono contro gli ebrei, che coltivano un pregiudizio nei confronti degli ebrei, e all'insegna di quello che viene presentato come il genocidio del popolo palestinese, con una grave disinformazione ed una grave distorsione del concetto di genocidio, che implica una strategia che deliberatamente mira all'annientamento di un popolo, cosa che non sussiste affatto per quanto riguarda le intenzioni di Israele, che invece vuole sconfiggere ed eliminare Hamas dal controllo della striscia di Gaza, perché giustamente dopo il pogrom subito dagli israeliani il 7 ottobre del 2023, Israele ha giustamente ritenuto che con Hamas non si possa più aver nulla a che fare, e questo lo ritengo un atto buono soprattutto per la popolazione palestinese a Gaza. Loro sono le prime vittime, sono i veri ostaggi dei terroristi islamici di Hamas, e mi auguro che questa vittoria contro Hamas avvenga
il prima possibile. Aggiungo solo tra parentesi che qualora Dio non voglia, ma non accadrà, Israele non dovesse prevalere su Hamas, il giorno dopo a soccombere sarà l'Europa. È da 1400 anni che gli islamici vogliono sottomettere l'Europa. Se non ci fossero state le vittorie, l'ho menzionata prima, a Poitiers nel 732 degli eserciti cristiani, poi la riconquista in Spagna nel 1492, Lepanto, quindi battaglia navale il 7 ottobre del Esatto, 7 ottobre. 1571 e poi la vittoria terrestre a Vienna 11-12 settembre del 1683, l'Europa sarebbe già stata sottomessa all'Islam. Quindi voglio ricordare a tutti tutti coloro che oggi sono schierati di fatto con i terroristi islamici di Hamas e contro Israele, che stanno esaltando e stanno incoraggiando i nostri prossimi carnefici. Qui viene meno il sano amor proprio, il sano, legittimo e doveroso amor proprio. Questa è un'Europa che sta stendendo un tappeto rosso per accrescere sempre di più la presenza di una realtà, quella degli islamici, che, torno a ripetere, è da 1400 anni che vogliono sottomettere l'Europa. Magdi, ecco appunto, tornando alla prima parte della mia domanda, io trovo delle coincidenze inquietanti con Sottomissione e il romanzo di Houellebecq che poi ha disconosciuto questo suo lavoro. Sì. Io credo che disconoscere le cose che uno firma col suo nome e cognome sia da cretini. Quello tu sei e quello tu hai scritto e firmato, non te l'ha imposto nessuno. Ma detto ciò, questo parricidio dei propri libri lo trovo veramente idiota, ma detto ciò, Sottomissione si apre con una Francia in preda alle rivolte nelle banlieue, con degli attentati che succedono, e poi sale al potere il partito islamista con questo francese di seconda generazione, classe 1979, io sono dell'80, quindi diciamo che siamo in età di presidenziabilità, e voglio dire, questo sale al potere e la Francia si avvia verso questa dittatura islamica dolce, diciamo così. Qua invece non c'è stato bisogno di attentati o di cose, è bastato semplicemente lo scoppio di questa guerra perché l'antisemitismo vomitasse tutto il meglio del suo peggio nelle strade italiane e persino nelle università, dove addirittura a Napoli è stato l'ultimo esempio eclatante, ma l'abbiamo vista a Pisa. Addirittura siamo arrivati al punto che Maurizio Molinari, direttore ebreo di Repubblica, quindi uno che mi viene difficile definire come un fascista razzistoide, non può parlare perché è un ebreo e quindi come tale ha torto a prescindere. Ecco, la sottomissione è già in atto? Sì o no? Assolutamente, ed è gravissimo che lo Stato non intervenga in modo estremamente rigoroso. Le università italiane, che non eccellono per qualità, per quello che concerne i contenuti che vi si diffondono, i nostri laureati d'oggi, come dire, sono molto scarsi sul piano delle competenze, perché è una scuola in generale che si è impoverita sul piano della didattica, sul piano dei contenuti che vengono trasmessi. Ma è gravissimo che si consenta che le università di fatto siano assoggettate all'arbitrio di gruppuscoli di estrema sinistra in generale, a cui però si aggregano, si accodano un po' tutti quanti. E voglio specificare che quando si parlava di cattivi maestri negli anni 80-90, ci si riferiva a singole personalità. Oggi i cattivi maestri è la maggioranza dei docenti. Gli studenti si comportano in modo così
fanatico, in modo così ignorante, nel senso di non conoscere correttamente la realtà, come ad esempio che Palestina non è mai stato uno Stato nella storia, non è mai esistito uno Stato denominato Palestina, è sempre stata una denominazione geografica da quando nel 135 l'imperatore Adriano, dopo la sanguinosa repressione di 580.000 ebrei nella terza guerra giudaica, cambiò il nome del territorio Giudea in Palestina. Ed è da allora che la Palestina è soltanto una denominazione geografica, ma qui ci sarebbe tanto altro da dire, ma non mi soffermo su questo, ma volevo dire che abbiamo delle università dove prevale l'ignoranza, ed è una ignoranza presente innanzitutto nei docenti. Il problema vero delle università non sono i ragazzi, non sono gli studenti, ma sono i docenti. Lasciando stare le cose in questo modo, le università diventeranno, così come è successo all'epoca delle Brigate Rosse, dei covi di terrorismo, e sarà un terrorismo alleato al terrorismo degli islamici, un terrorismo comunque solidale con il processo di crescente islamizzazione dell'Europa. Se lo Stato non interviene subito, poi sarà tardi. Sì, è vero, stavolta sarà peggio del terrorismo brigatista, stavolta sarà molto peggio. Magdi, in tutto questo ti voglio raccontare una piccola cosa e ci avviamo verso la conclusione della nostra discussione. Qualche giorno dopo il 7 di ottobre io abito a Castano Primo e qui c'è una grossa comunità pakistana. Molti di questi sono rider, lavorano, io prendo spesso il treno con loro la sera quando torno dalla radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E 3 o 4 scendono sempre alla stazione con me. Quel giorno vado a prendere l'ascensore per salire al binario, sarà stato il 12, il 15 di ottobre. Arriva uno di questi rider che tutto sembrava fuorché un rider, magro magro, capello gelato, in ordine, la bicicletta elettrica, e aveva 2 cellulari. Da uno di questi usciva una canzoncina, una specie di nenia, che faceva Philistine, Philistine, che Philistine appunto è la Palestina. Era una canzone sulla Palestina, non so di che cosa trattasse. Quando io mi sono girato a guardarla ed eravamo noi due dentro l'ascensore, quindi io dall'alto del mio 1,90 m per quasi 200 kg e lui se ci arrivava a 55 per 1,70 m forse era pure troppo, allora a quel punto quando mi ha visto, diciamo come l'ho guardato io, ha attaccato un'altra canzone, un altro pezzo di musica rap. Allora la domanda che io mi pongo dopo questo episodio è: quanti sono contigui? Perché mi pare che tanti islamici in Europa non parlano, ma tutto sommato ci hanno goduto a questa idea che Hamas abbia dato quel colpo a sorpresa a Israele. Allora come lo si domina, come lo si gestisce, non come si domina, come si gestisce l'integrazione con l'Islam, se è possibile? No, allora noi dobbiamo distinguere tra le persone e la religione, tra i musulmani e l'Islam. Io non ho dubbi che ci siano dei musulmani moderati, dei musulmani rispettosi delle nostre leggi, che ottemperano come dire, alle regole della civile convivenza. Potrebbe anche essere che condividono i nostri valori. Io lo sono stato per 56 anni. Il problema è l'Islam. E l'Islam è immodificabile perché si fonda su 2 pilastri, il Corano e Maometto, anche se il vero pilastro, il vero e unico pilastro è Maometto, perché è Maometto che come dire, disse di aver avuto una rivelazione
che poi viene come dire, inserita, scritta nel testo del Corano. Bene, quei contenuti sono totalmente incompatibili con la nostra Costituzione, con le nostre leggi, laddove si disconosce la sacralità della vita di tutti, la pari dignità tra uomo e donna, la libertà di scelta individuale, in particolare la scelta religiosa. Bene, consentire che questa realtà si affermi, che questa realtà finisca anche per prevalere, significa di fatto come dire, consentire che il vuoto che c'è in Europa, ed è un vuoto innanzitutto demografico, è un tema che non abbiamo affrontato in questo colloquio, ma rappresenta in assoluto la maggiore criticità dell'Europa, e si sta ripetendo quello che accadde con l'impero romano d'Occidente, che a partire dal 165, quando ci fu la più letale pandemia della storia antica, che decimò tra l'8 e il 14% della popolazione dell'impero romano, che era il mondo globalizzato dell'epoca, e poi man mano nel 212 assistiamo all'imperatore Caracalla, che con l'editto Constitutio Antoniniana consente, concedendo la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'impero, consente che dalla sponda meridionale arrivano i contadini per riempire il vuoto che c'era nelle campagne, mentre dal nord dell'Europa si aprono le porte alle invasioni barbariche, perché l'esercito romano ha bisogno di soldati. Si sta ripetendo la stessa cosa e non si impara la lezione della storia. Nel 476 il generale Odoacre, generale barbaro inserito all'interno dell'esercito romano, con un colpo di stato depose l'ultimo imperatore romano, Romolo Augusto. Quindi non è stato un omicidio, ma è un suicidio. Non è la forza dei barbari, ma è la fragilità dei romani. E la stessa cosa si sta ripetendo oggi. Non è la forza degli islamici, ma è la fragilità degli europei. C'è un vuoto, gli europei non sono in grado di colmarlo, e questo vuoto viene colmato dagli islamici. E credo che meglio non si potesse dire. Grazie Magdi. Grazie a voi e auguro a tutti gli amici di Radio Libertà come dire, una buona riflessione sui contenuti che abbiamo esposto, nella consapevolezza che siamo tutti sulla stessa barca. Possiamo legittimamente avere idee di destra, di centro o di sinistra, ma se non ci salviamo come civiltà, che in Europa, piaccia o meno, ma è una civiltà cristiana, finiremo tutti quanti per essere sottomessi e succubi ad un sistema di potere, l'Islam, che è totalmente incompatibile non solo con la nostra Costituzione e le nostre leggi, ma è incompatibile con quella che è la morale naturale e con quella che io concepisco come la comune civiltà dell'uomo. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo la linea ad Antonino Danna. Ecco, e se questa è la prima parte di ciò che ci siamo detti con Magdi Allam, adesso state a sentire che cosa mi ha detto Fiona Diwas. Fiona Diwas è la direttrice, Fiona Diwan, scusate, la direttrice del bollettino della comunità ebraica di Milano. È una pubblicazione che ha quasi 80 anni, e però da qualche tempo, da quando è scoppiata la guerra in quel di Gaza, il giornale deve essere spedito mascherato, camuffato con un foglio bianco, in modo tale da non incuriosire eventuali portinai o vicini di casa di altre religioni, o che non supportano Israele o che non sopportano Israele. E questo si lega anche a una serie di minacce e a una serie di avvertimenti che alcuni degli abbonati hanno subito. Tutto questo non accade a Gaza, non accade in Cisgiordania, non accade da nessuna di queste parti. Accade a Milano, nell'anno del Signore 2024, mentre io vi sto parlando.
In Italia l'antisemitismo è più che strisciante, è chiaro, è evidente, è limpido. E non c'è nessuno che stia facendo qualcosa, o meglio, sono molto pochi quelli che stanno cercando di fare qualcosa per fermarlo. Le parole di Fiona credo vi colpiranno. 340 670 9659. Giulio Cesare, allora, parola a Fiona Diwan, direttrice del bollettino della comunità ebraica di Milano. Vai! La mia ospite di questa sera è Fiona Diwan. Fiona Diwan è la direttrice del bollettino che la comunità ebraica milanese recapita da quasi 80 anni ai suoi abbonati. È una testata che ha una storia gloriosa, è una testata che ha un'identità soprattutto gloriosa e rispettabile, ma da ultimo qui siamo arrivati all'assurdo. Pensate un po', nella Milano del 2024, la città inclusiva, la città dei diritti, la città friendly per tutti quanti, c'è qualcuno che è meno incluso, ha meno diritti ed è meno friendly, sono gli ebrei, perché il bollettino non viene più spedito come si faceva prima, immagino, nella plastica trasparente o comunque con delle buste etichettate, ma viene spedito con le buste anonime. Perché? Perché se no qualcuno potrebbe andare a cercare gli abbonati. Ecco, direttrice, buonasera intanto, ben trovata. Ma Buonasera a lei, buonasera a tutti, bentrovati. Ma perché avete dovuto prendere questa decisione? Che è successo? Guardi, allora, la richiesta è giunta da molte persone. Dopo il 7 ottobre molti abbonati iscritti alla comunità che ricevono appunto, come diceva lei, il bollettino da decenni. Il bollettino nasce nel 1945 ed è la testata più longeva del mondo ebraico italiano. Molti dei nostri lettori ci hanno trasmesso un certo imbarazzo e una certa difficoltà nell'esibire nella casella della posta il Bet Magazine bollettino, il nostro giornale, perché avendo molti portinai vicini di casa, magari non italiani o comunque arabi o musulmani, per dirla in modo chiaro, non che siano tutti uguali, ben inteso sia chiaro anche questo, e hanno manifestato una certa preoccupazione, hanno anche avuto degli episodi in cui veniva aperta la plastica e insomma degli episodi antipatici. Ci hanno chiesto, e noi abbiamo recepito questa esigenza, di coprire con un foglio bianco la copertina e la testata. E certo, è un dato molto preoccupante? Certo che lo è. Non è mai successo dal 45 ad oggi una cosa del genere. Bisogna che si sappia che gli ebrei oggi in Italia si sentono minacciati. In arabo, nelle manifestazioni che ormai si susseguono da mesi, si grida morte agli ebrei e nessuno dice niente, nessuno li ferma, lo urlano in arabo, alcune volte anche in italiano, hanno bruciato una bandiera di Israele. Allora, bisogna dire le cose come stanno, abbiamo bisogno che si sappia che esistono dei cittadini italiani, perché noi siamo italiani di religione ebraica, così come ci sono italiani di religione di valdesi, buddisti e di altre religioni, ma siamo cittadini italiani che hanno paura, che nel 2024, come diceva lei, si sentono minacciati. Dobbiamo avere fiducia che i nostri concittadini siano con noi, che si sappia che siamo in pericolo. Una nostra giornalista in una manifestazione di 2 settimane fa è stata allontanata a forza da una manifestazione. Una nostra giornalista che andava lì con un cartello con scritto pace in Israele, pace a Gaza, quindi neanche a dire che diceva chissà che cosa. Aveva un cartello del tutto neutro e condivisibile, è stata allontanata. Allora, vogliamo ragionare su
su questo fenomeno ragioniamoci, certo, siamo qua per questo e abbiamo nella nostra cara città di Milano, che tutti noi amiamo, ci sono 8.000 ebrei a Milano, abbiamo registrato le dimissioni gravissime di Roberto Cenati, presidente da 13 anni dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, sede milanese, che è andato in rotta di collisione sulla parola genocidio usata per Israele con gli altri componenti dell'ANPI milanese, e ancora più gravi le dimissioni di Daniele Naum, che ha 41 anni e dopo 15 anni di militanza nel Partito Democratico ha dovuto restituire la tessera del Partito Democratico. Perché? Perché all'interno della sinistra oggi non c'è chiarezza, c'è omissione, c'è silenzio, e questo non è tollerabile. E soprattutto mi sento di dire una cosa importante, e cioè noi siamo cittadini italiani di religione ebraica, non votiamo in Israele, quindi non abbiamo voce in capitolo su quello che succede politicamente in Israele. Certo che siamo legati a Israele, così come gli italiani di New York piuttosto che di Buenos Aires sono legati all'Italia, perché c'è un tema di legame con un'identità. Però, ripeto, noi siamo cittadini italiani, votiamo in Italia, e quindi abbiamo diritto a essere protetti e a non essere neanche messi con le spalle al muro rispetto a una situazione di guerra che è lì sul tappeto, che è una guerra orribile per i morti che vengono fatti da entrambe le parti, così come ci sono delle cifre a Gaza, cifre importanti di morti, e io non so quali siano le vere cifre perché vengono date da Hamas queste cifre, quindi mi pongo almeno il beneficio del dubbio sulla veridicità di queste cifre. Invece ci sono anche dall'altra parte delle cifre importanti, il cui anche lì il Ministero della Salute israeliana ha rilasciato queste cifre di 10.000 feriti, giovani di 20 anni saltati sulle mine, senza gambe, senza braccia, che sono oggi in Israele negli ospedali, ragazzi che sono saltati su queste mine, che sono feriti e molti di questi anche morti. Quindi le guerre, mi dispiace, ma fanno schifo da tutte e due le parti. Ci sono morti, ci sono lutti, ci sono tragedie immani, ci sono sfollati in Israele, così come ci sono sfollati a Gaza. Peccato che si tenga soprattutto conto di una sola delle due parti, di una sola delle due tragedie. Ma perché quindi, credono a loro e non a Israele? Perché Israele intanto ha resuscitato il vecchio pregiudizio antigiudaico bimillenario europeo. E quindi c'è qualche cosa che è sotto la cenere, che è stato risvegliato da una parte. Dall'altra, Israele viene vissuto come stato colonialista, bianco. Siamo in un momento in cui tutto ciò che è bianco viene stigmatizzato, quindi abbiamo un pensiero di difesa degli oppressi, un giusto pensiero di difesa degli oppressi, ma c'è anche una grande confusività tra oppressi e oppressori. Chi è l'oppresso e chi è l'oppressore? Chi decide questa cosa? Allora, è oppressore chi reagisce a una mattanza o è oppresso? È oppresso chi sta a Gaza, in una Gaza libera da israeliani ormai da 15 anni, oppure è oppresso o oppressore il cittadino di Gaza e Hamas? Cioè, dove sta la verità? Dove sta? Allora, in questa grande confusione è difficile, come diceva Hegel, cioè è una notte in cui tutte le vacche sono nere.
Allora, una cosa mi sento di ricordare a lei e a noi, a tutti noi. Esistono nel mondo, sul pianeta Terra, 14 milioni di ebrei, 14 milioni, di cui 25.000 in Italia, 25.000 niente. Esistono sul pianeta 2 miliardi e 100 musulmani che in questo momento odiano gli ebrei perché hanno deciso che gli ebrei non devono più abitare questo pianeta. Hamas ha nella sua carta costitutiva l'eliminazione degli ebrei dalla faccia della terra. Attenzione, è un articolo della carta costitutiva di Hamas che non a caso è stato rubricato come movimento terroristico da tutto il mondo. Certo. Quindi lei mi chiede come mai la gente va dietro. La gente va dietro a un messaggio facile. La complessità è come tale è difficile da capire. La gente in genere pensa che Israele sia una terra usurpata e rubata a qualcuno. Sulla terra che oggi si chiama Israele e che un tempo era sotto mandato britannico e ancora prima era una provincia dell'impero ottomano fino al 1916, cioè fino alla prima guerra mondiale, Sì. vivevano arabi ed ebrei. E era una terra condivisa. Quando nel 1948 nasce lo Stato di Israele e nel novembre del 47 l'ONU vota i 2 popoli e 2 stati, gli arabi rifiutano questa coesistenza perché sostengono che loro non vogliono, i palestinesi dell'epoca, che ancora non si chiamavano palestinesi, ma arabi di quell'area, decidono che non vogliono coabitare con gli ebrei, che pure erano lì da sempre. Quindi c'è una presenza nel tempo, esiste un'archeologia, degli scavi archeologici dove si tirano fuori giornalmente reperti archeologici risalenti all'Israele antico, al regno di Israele, al regno di Giuda. Quindi se proprio vogliamo andare per il sottile, se vogliamo parlare di colonizzazione, non è certo quella di Israele la colonizzazione, visto che la presenza ebraica è trimillenaria, cioè stiamo parlando di molto prima dell'epoca cristiana. E reperti archeologici vengono tirati fuori ogni giorno, mi creda, e questo la gente lo vuole ignorare perché oggi il conformismo, e cioè la più grave delle malattie sociali, si sostanzia intorno all'idea che esiste un oppresso che si chiama palestinese, esiste un oppressore che si chiama ebreo o israeliano, malgrado noi stiamo parlando di una presenza numerica israeliana ed ebraica irrisoria rispetto a 2 miliardi e 100 milioni di musulmani e di una terra di Islam che va dal Marocco all'Indonesia, mentre Israele è più piccolo della regione Lombardia. Quindi adesso noi abbiamo visto gli israeliani passare dalla parte di Golia e i palestinesi dalla parte di Davide, ma se uno si dovesse soffermare a far ragionare il cervello si renderebbe conto che non è così, né in termini numerici né in termini territoriali. Israele ha un grande vantaggio, quello tecnologico. La tecnologia di Israele ha fatto sì che Israele non sia stata annientata in questi anni, perché l'Iron Dome ha protetto Israele dai missili andati giù a pioggia torrenziale sul suo territorio. Quindi la forza tecnologica di Israele ne ha impedito finora l'estinzione. Questo purtroppo fa parte del discorso della complessità di cui noi parlavamo. E quello che succede in queste terre, in Medio Oriente, essendo qualcosa che si radica nel tessuto culturale europeo in 2000 anni di rapporti non sempre idilliaci fra cristiani ed ebrei,
ovviamente sollecita oggi di più le coscienze, fa, come dire, rinascere qualcosa che è sopito e con cui non abbiamo forse mai fatto i conti veramente. Parlo dell'Italia, ma forse anche dell'Europa. Quindi è importante capire che questa ventata di antisemitismo, questo senso di minaccia che io e tutti noi oggi proviamo in Italia, ma anche in Francia, ma anche in Germania, ma anche in Inghilterra, anche in Olanda, in tutta Europa, questo senso di minaccia è dovuta a una presenza molto forte dell'Islam anche radicale, che fa cortocircuito con questa memoria sopita europea, in cui comunque il mondo ebraico era vissuto in modo conflittuale e questa cosa va insieme, crea questo cortocircuito e improvvisamente ci svegliamo una mattina di ottobre e abbiamo questo vento fortissimo di antisemitismo a cui onestamente dopo la seconda guerra mondiale non eravamo più attrezzati a sentire. E ci sentiamo minacciati. Sì, ci sono scritte antisemite in tante strade di Milano, intorno alla sinagoga centrale, e abbiamo veramente bisogno che i lombardi, i milanesi, gli italiani sappiano questa cosa, perché noi siamo cittadini italiani di religione ebraica ed è fondamentale garantire in un paese garantista gli stessi diritti e le stesse protezioni a tutti i cittadini italiani. E quindi ecco perché alla fine molte persone si sono sentite in pericolo e ci hanno chiesto di coprire la copertina del nostro giornale con un foglio bianco, perché hanno paura del vicino di casa, hanno paura del portinaio, hanno paura di vedersi minacciati, e probabilmente alcuni di questi l'hanno anche sentito sulla loro pelle. Ma le dirò qualcosa di molto interessante, giusto per capirci. Sì. Noi abbiamo anche dei lettori, perché abbiamo anche molti lettori non ebrei che ci hanno chiesto di abbonarci al giornale, non è che abbiamo solo un'utenza ebraica, che hanno detto ma no, ma io non voglio il foglio bianco, io voglio assolutamente che si sappia, non ho nulla da nascondere, sono fiero di ciò che sono fiero di essere italiano e sono fiero di essere anche di religione ebraica. Dov'è il problema? E abbiamo molti lettori che invece ci chiedono di togliere il foglio bianco perché hanno avuto un colpo di reni, una presa di orgoglio, dicendo ma ci mancherebbe, dobbiamo nasconderci, ma siamo ancora, come diceva lei prima, siamo nel 1938? No, siamo nel 2024. Quindi, come lei, ovviamente sono i più anziani quelli che si sentono più impauriti, i più giovani sono quelli che hanno detto no, noi non vogliamo ricevere il giornale della comunità ebraica in modo nascosto, ma neanche morti. Quindi c'è anche c'è stata una presa di orgoglio, anche abbiamo ricevuto delle mail molto vivaci su questo tema. Ecco, quindi ripeto, siamo in un momento in cui il corpo sociale si sta ammalando, la polarizzazione politica che è sotto gli occhi di tutti, l'estremismo da una parte e dall'altra, insomma abbiamo un momento storico estremamente complicato e ovviamente, come diceva Bertolt Brecht, il problema ebraico non è mai il problema degli ebrei, è il problema degli altri, perché quando succede qualcosa agli ebrei in un certo paese, dopo 3 minuti toccherà a tutti gli altri. Quindi, attenzione, gli ebrei sono come i canarini nella miniera, cioè se succede qualcosa a loro, tutto il resto del paese poi viene toccato 3 minuti dopo. Quindi bisognerebbe riflettere su questa, a livello più ampio, su questo fenomeno. Senta, per concludere,
Il 25 aprile la Brigata Ebraica, se ho ben capito, non dovrebbe sfilare. In tutto questo, il sindaco di Milano, il friendly Sala, l'inclusivo Sala e così via, a voi ha detto qualcosa? Sta facendo qualcosa per i cittadini milanesi di religione ebraica che gli pagano le tasse? Guardi, inizialmente lui, come altri sindaci, era più titubante, era più sulle sue. Ultimamente devo ammettere con piacere che si è esposto un po' di più con delle dichiarazioni, con delle prese di posizione. Quando molta gente gli chiede di vietare le manifestazioni pro-PAL come quella dell'8 marzo, che è stato veramente, era lì e gridava vendetta, perché noi siamo andate a sfilare come per l'8 marzo, il giorno della liberazione della donna, e ci siamo ritrovate in un mare di bandiere pro-PAL, cioè palestinesi. Quindi questa occupazione d'ufficio delle piazze appena c'è un evento che vengono inondate di bandiere palestinesi, ecco questo il sindaco no, ecco, dovrebbe proibirlo. Poi ci viene detto che non è il sindaco che ha il potere di proibire niente, ma è il prefetto e quindi c'è un tema di occupazione delle piazze. Se lei domani andasse a manifestare perché non ci sono abbastanza taxi, per esempio, dopo un'ora arriverebbero le bandiere palestinesi. Se io vado in piazza domani per manifestare per le pensioni, per l'adeguamento delle pensioni, faccio un'ipotesi, oppure per una riforma del sistema sanitario nazionale, dopo un'ora mi ritrovo con le bandiere palestinesi. Cioè c'è proprio un disegno, a questo punto mi viene anche il dubbio, cioè, e lo esprimo, c'è un disegno di occupazione delle piazze, di voglia, di bisogno estremo di visibilità, onde poter imporre un pensiero, e quindi interroghiamoci anche su questo e interroghiamoci su come mai le istituzioni non riescano a capirlo e a fare qualcosa, anche perché oggi è così, domani cosa facciamo domani? Cioè noi viviamo con le camionette della polizia davanti alle scuole ebraiche, davanti alle sinagoghe, ma che è vita questa? Cioè noi che siamo cittadini italiani dobbiamo vivere protetti vita natural durante e avere paura di mandare i nostri figli al tempio piuttosto che a scuola? Ma no, cioè, ecco, questo è quanto io personalmente e anche le istituzioni ebraiche, noi invitiamo i politici a ragionare su questo tema, perché noi siamo, lo ripeto, italiani da generazioni e da secoli. L'Italia vanta una presenza ebraica bimillenaria, trimillenaria, cioè ci sono ebrei in Italia dai tempi di Giulio Cesare ed è testimoniato. Quindi di che cosa stiamo parlando? E allora bisogna che le istituzioni ci pensino, cioè pensino a non tanto a proteggere, perché noi ringraziamo le istituzioni per la protezione che ci dà, ma a inibire delle oltranze, degli eccessi che noi purtroppo vediamo nelle piazze, con le grida in arabo, morte agli ebrei, o anche in italiano, morte agli ebrei. Questa cosa qui non può passare, non può passare. Credo di non avere altro da aggiungere. Grazie per la sua chiarezza e del suo tempo. Io la ringrazio e spero di essere stata esauriente e chiara. Ecco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Angelina, Ivan Graziani, ridiamo la linea ad Antonino Danna. Noi abbiamo avuto Angelina dall'album Viaggi e intemperie del 1980 di di Ivan Graziani, ma alle 19.07 40 secondi di questo lunedì 18 marzo sulle magiche onde di Radio Libertà abbiamo anche Maddalena che torna a trovarci. Lei non esce da un album, esce invece dalle pagine dei giornali sulle quali lei scrive e poi anche dal suo bel sito degustaviaggi.it che vi invitiamo a visitare, a dargli una bella occhiatina. Anzi, adesso ve lo proiettiamo pure perché è bello farlo vedere. Degusta Viaggi perché lei, come sapete, già nella prima stagione di Zoom aveva questa rubrica che si chiamava Mangiamondo, che ci ha portato un po' in giro sia in Italia che all'estero per raccontare un po' bei posti dove si mangia bene. Allora, Maddalena, intanto grazie del tuo tempo, bentornata. Grazie a te per l'invito, è sempre un piacere. Buonasera a tutti. Buonasera. Ben trovata. Senti, oggi è il 18 di marzo, manca poco alla primavera, ma soprattutto il 31 sarà Pasqua. Quest'anno cade proprio bassissima. Che cosa? Intanto c'è un fatto, quest'anno il dolce costa di più a Pasqua, o sbaglio? È verissimo. Allora, caro Antonino, il 31 di marzo metteremo in tavola sicuramente uova di cioccolato e colombe pasquali, ma attenzione perché dovremmo spendere un po' di più, anzi in alcuni casi un bel po' di più. Effettivamente i dati che ci sono arrivati parlano per quanto riguarda il cioccolato, quindi di conseguenza le uova, si parla di un rincaro che va all'incirca tra il 30 e il 40% e c'è anche un rincaro, anche se più contenuto, per le colombe pasquali. Questo perché il cioccolato che arriva principalmente a noi dall'Africa o dal Sud America, a causa dei cambiamenti climatici, è un po' in crisi perché se ne produce molto di meno, ci sono meno fave, di conseguenza avere la materia prima utile per la lavorazione costa molto di più. Altra cosa vale per la farina, per le uova che servono ovviamente per le colombe e poi non dimentichiamoci mai il rincaro dell'energia che è quella che è appunto fondamentale per i forni, per la cottura delle colombe. Da aggiungere poi i rincari del packaging, quindi delle carte, degli imballaggi, dei cartoncini. Insomma, c'è un bel pacchetto complessivo che ci porta inevitabilmente a spendere di più, ma non possiamo certamente rinunciare al piacere di avere la colomba sulla tavola a fine pasto o di scartare e di spaccare l'uovo di cioccolato intanto per mangiarlo, ma poi anche per la soddisfazione di guardare qual è la sorpresa all'interno. Beh, decisamente. Ecco, e in tutto questo però gli italiani non rinunciano alle tradizioni gastronomiche, le tradizioni culinarie, che a volte non nascondono le loro curiosità anche sul tema. Insomma, del resto la colomba è un'invenzione relativamente recente, diciamo così. Sì, diciamo che si parla di colomba, tra virgolette, a livello industriale più o meno agli inizi del Novecento, anche se le fonti, le leggende, insomma, ci parlano di questo dolce addirittura dall'epoca dei Longobardi, quando erano a Pavia. Si racconta che Alboino, insomma, arrivato con tutta la sua ferocia a Pavia, abbia ceduto il passo, diciamo così, di fronte a una bellissima fanciulla arrivata davanti al suo cavallo inferocito, pronto a conquistare il mondo, con un dolce, con una pagnotta lievitata e dolce. E come per incanto, insomma, il cavallo
diventò mansueto, Alboino si inginocchiò di fronte alla meravigliosa fanciulla e questo pane dolce si trasformò nella colomba come simbolo di pace e successivamente come simbolo appunto del dolce pasquale per eccellenza. Ma del resto in Italia, come ben sappiamo, delle tradizioni gastronomiche legate proprio alle varie feste ce ne sono tantissime e spesse volte si mescola anche il sacro al profano, ci sono tantissime rappresentazioni folcloristiche, una delle più suggestive a parer mio è lo scoppio del carro che si fa a Firenze con il famoso brindellone, no? C'è questo carro sopra il quale viene allestita questa torre, si fa il giro della città e si fa fermare il carro proprio davanti alla porta del Duomo la mattina di Pasqua. Durante la celebrazione il vescovo accende all'interno un razzo a forma di colomba, questo razzo esce, va a colpire il carro, il brindellone e da lì ne escono fuochi d'artificio, insomma, quindi c'è un effetto molto spettacolare. E se tutto diciamo fila liscio si pensa che l'anno poi possa essere favorevole per tutti e per la città. Insomma, questa è una delle tradizioni folcloristiche più note in Toscana. In Sicilia, tu che per metà, se non ricordo male, sei siciliano, giusto Nino? Ricordi bene. Ecco, c'è la ballata dei diavoli, la danza dei diavoli. I giudei di San Fratello, sì. Ecco, in questo caso sempre la mattina di Pasqua ci sono dei figuranti, uno vestito da morte, gli altri due da demoni che cercano di infastidire le persone che provano ad andare a messa. A un certo punto arrivano le statue di Cristo e della Madonna portate a spalla, a fianco delle quali ci sono degli angeli, inizia una lotta simbolica, dopo 2 o 3 tentativi gli angeli vincono e scacciano i demoni e la morte che sono lì per catturare le anime. Anche qua insomma si lega molto il sacro al profano, alle tradizioni cattoliche con le antiche tradizioni pagane. Sicuramente. Chiediamo anche ai nostri ascoltatori qual è la vostra tradizione pasquale. 029294 7222 oppure 340 se volete mandare i vostri WhatsApp 670 9659. Il tempo di Pasqua è anche un tempo di rinascita, se vogliamo, quindi è anche il tempo, immagino, di ricette particolari, ricette che magari hanno anche il melograno che nell'epoca rinascimentale era uno dei simboli che veniva appunto connesso all'idea della resurrezione. Una ricetta, diciamo, particolare in questo periodo dell'anno, secondo te qual è? Allora, di ricette anche in questo caso ce ne sono veramente tante, ci sono le ricette della tradizione, i piatti della tradizione. Come tengo a sottolineare sempre, i nostri piatti della tradizione sono per la maggior parte piatti che nascono da una tradizione povera, da un contesto contadino, che poi negli anni magari abbiano aggiunto un qualche cosa di più ricco, va bene, però in origine tutto ciò che si mangiava arrivava da un territorio di per sé che poteva offrire alcuni ingredienti. Nel mio caso specifico, e ci tengo sempre a dirlo, in Lunigiana, uno dei piatti simbolo, un po' perché è considerato anche un piatto di magro, no? Senza carne, quindi per rispettare il digiuno, è la torta Derby, che fa parte in un qualche modo delle tante torte salate che si trovano in Italia. In questo caso torta Derby perché all'interno c'è un ripieno fatto con le erbe di campo che all'inizio della primavera nascono spontanee. Successivamente poi
si è insaporita con il formaggio, con l'olio, ma nasce proprio come piatto povero ed è in un qualche modo la cugina della famosa torta pasqualina ligure, quella invece che viene preparata con più sfoglie una sopra l'altra. Oggi abbiamo la fortuna di trovare la pasta sfoglia già pronta, quindi velocizza molto il tutto, ma in Liguria in molti casi si prepara proprio secondo tradizione, quindi mettendo una sfoglia sopra l'altra e poi arricchendo il ripieno con ricotta, erbette e le uova messe a crudo che poi cuociono in cottura. Quindi una volta tagliata poi si trova proprio l'effetto e la sorpresa delle uova, sempre in questo caso come simbolo di rinascita. Altro Quindi piatto famosissimo che rientra nella tradizione pasquale è il casatiello napoletano. beh, Quello a differenza delle altre due torte, diventa più un pane lievitato. Anche in questo caso c'è un uso abbondantissimo del formaggio, assieme poi ai salumi. Quindi tagliandolo c'è questa sorpresa di gusto incredibile. È un piatto che si mangia per la Pasqua, ma si consuma anche in occasione dei picnic di Pasquetta, altra tradizione che in Italia, meteo permettendo, è ancora molto molto forte e molto sentita. senti, per questa serata non farti mancare la torta d'erbi rovesciata allora. Certo, assolutamente, perché si rovescia in modo tale che la superficie, diciamo la crosta superiore, rimanga comunque croccante, ma contemporaneamente non diventi troppo dura. Quindi ci sono queste strategie che le nostre nonne ancora ben conoscono. Senti, ma diciamo così, per questa Pasqua, Sì. un piatto, un posto e un vino. Allora, caro Nino, come piatto direi di restare su una lasagna verde, no? In modo tale da accontentare anche chi magari non ama particolarmente la carne. Quindi farei un ripieno, un condimento a base di verdure, la besciamella, e farei proprio una sfoglia verde. Quindi invece della classica sfoglia gialla aggiungerei semplicemente un trito fatto con gli spinaci, in modo tale che poi stendendola abbia proprio un bel colore verde, verde brillante. Come vino, io sono un amante dei vini bianchi, quindi abbinerei magari una cococciola abruzzese, un vino molto particolare che non guasta mai, che sta sempre bene, è versatile, ha una buona acidità, quindi tiene bene anche il condimento, diciamo un pochino più grasso del piatto. E che dire, la si può mangiare tranquillamente, la lasagna si può mangiare tranquillamente assieme a un buon calice di cococciola o in un prato in mezzo al verde per il classico picnic, o perché no anche in un picnic magari andiamo o alle Cinque Terre, visto che a te piacciono molto, oppure possiamo andare su una delle tante spiagge meravigliose che si trovano in Versilia. Abbiamo una telefonata, la prendiamo subito. Pronto, Sì, chi è là? Pronto, ciao. Poi Sono Manzoni Manzoni. carissimo, ben trovato. Allora, no, volevo parlare del pezzo del cacao. Allora, il pezzo del cacao sono 2 o 3 anni che c'è praticamente uno speculatore, un fondo speculativo, uno speculatore, che praticamente si compra tutti i contratti di cacao e ha tutto in mano i contratti di cacao, un po' quello che aveva fatto Gardini, se ti ricordi, una volta con la soia. Che aveva comprato tutti i contratti della soia, che era la borsa di Chicago, aveva in mano tutta la storia del mondo. Ecco, questo qua del cacao è uguale, da Capoverde ai Caraibi a cosa, questo si compra tutti i contratti del cacao e quindi il prezzo lo fa lui e stabilisce lui quanto è da vendere il cacao. Basta.
Tutto lì. Grazie Ciao. a te. Grazie. Diciamo così, il cibo anche come strumento di speculazione economica è un tema che il nostro Manzoni pone, diciamo così, in maniera anche abbastanza, devo dire abbastanza attuale, perché oggi come oggi le guerre si fanno con qualsiasi cosa. Certo, sicuramente poi parlando di grandi multinazionali questo è, un problema, una criticità, che va, affrontata. Da ricordare però, al di là diciamo del fatto delle varie speculazioni che sicuramente ci sono, ma sul cacao come su altri prodotti, effettivamente il calo produttivo, sta, influenzando molto il mercato. Oltre al cacao, un altro calo produttivo che ci riguarda in Italia in maniera diretta e anche un po' preoccupante, è quello delle olive. In Italia abbiamo una criticità sui quantitativi di olio d'oliva e ovviamente di olio extravergine. Anche quello che è uno dei prodotti più interessanti del territorio, fondamentale per l'alimentazione sana, un'eccellenza italiana, anche qua purtroppo il prezzo è cresciuto molto, ma questo è un problema che dobbiamo affrontare su Certo. tanti fronti. Qualche anno fa c'era la crisi del pomodoro, tante piccole cose che anno dopo anno comunque si sentono e purtroppo non è un'emergenza che rientra nell'arco di pochi mesi. Quindi bisogna sempre guardare il problema in prospettive molto più ampie, molto più lunghe. Certamente. Senti, per concludere, ci saranno orde di affamati ascoltatori, ma soprattutto di affamate ascoltatrici che stasera non hanno assolutamente un'idea su quello che c'è da mettere in tavola, su quello che c'è da mangiare. Che suggerisci di preparare? Allora, caro Nino, alla sera stiamo un pochino leggeri, no? Quindi ci possiamo fare un bel piatto unico, semplice semplice, salmone alla griglia, semplicemente, oppure salmone scottato. Buono? Mettiamo qualche verdurina che possono essere fagiolini, pomodorini e poi, perché no, al posto del pane possiamo utilizzare il riso in bianco, il tutto condito con buon olio extravergine e un po' di sale. Così stiamo tutti light e ci prepariamo per colombe e uova di cioccolato. Mi sta venendo fame. Allora, grazie a Maddalena Baldini, vi ricordo degustaviaggi.it dove gli spunti e gli approfondimenti non mancano mai. Grazie del tuo tempo e grazie per essere Grazie. stata con noi. Grazie e buona Pasqua a tutti. A presto. Buona Pasqua, a presto. Orbene, mi pare che abbiamo affrontato un bel tema, anche perché a quest'ora della sera ci sta benissimo discutere anche di qualche parola di pace, che diamine, perché lo vedete, viviamo un'epoca di guerra, un'epoca e un mondo che francamente ti lasciano esterrefatto e di conseguenza poter ascoltare parole di pace, poter parlare soprattutto di pace è qualcosa che in questo momento aiuta e non poco. Parliamo di pace, parliamo di Pasqua, parliamo di ritrovarsi in famiglia, ma anche con la famiglia che uno comunque costruisce da sé, che costruisce anche con le persone con cui sta bene, che non sono necessariamente legate da un vincolo di parentela e così via. Allora, le 19:26 minuti e 25 secondi, apriamo i telefoni 0292947222 se avete voglia di dire la vostra, oppure 340 670 9659 se volete commentare attraverso la zappa o il WhatsApp. Nel frattempo l'ANSA ci informa, apre con la vendita della casa in Montecarlo, chiesti 8 anni per Fini, 9 per Elisabetta Tulliani. Lui, sono estraneo a debiti, la compagna al processo, ho nascosto a Gianfranco l'origine del denaro, mio fratello è stato spregiudicato, la procura ha chiesto 10 anni per il fratello, 5 per il padre.
Posizioni divergenti, Salvini e la Russia, quando un popolo vota ha sempre ragione, Tajani, pressioni violente. Ancora la Russia, Putin al concerto nella Piazza Rossa per la Crimea, avanti con le nuove regioni, mano nella mano. Le regionali, andiamo giù in Basilicata, Pittella per il PD e i 5 Stelle siamo come ebrei da mandare a morire. Poi arrivano le scuse, Basilicata, Azione va con il centrodestra con Bardi. Ecco, evitiamoli questi paragoni, anche perché, come avete sentito da Fiona Diwan, la direttrice appunto del bollettino della comunità ebraica milanese, in questa città, a Milano, c'è gente che urla morte agli ebrei, esattamente come nel 1938. Sarebbe il caso di tappare la bocca a questi imbecilli. Il caso del liceo di Pioltello, Valditara, le scuole non possono stabilire nuove festività. Il ministro valuterà l'ufficio scolastico regionale. Infine la pandemia, 4 anni fa i camion con le bare, oggi il ricordo. Gentiloni, le immagini dei carri militari scossero l'Europa. Io vorrei ricordare Alan Fabbri, il sindaco Fabbri, che fece accogliere i camion in arrivo da Bergamo al cimitero di Ferrara, correggetemi se sbaglio, con il trombettiere che suonò il silenzio per i poveri morti. E fu un momento, io lo ricordo, ho seguito in diretta quel momento e francamente è stato una delle cose più commoventi che abbia visto nella mia esistenza. Lui era lì da solo con questa fascia tricolore a rappresentare lo Stato, a rappresentare tutti noi. Arrivarono i camion e suonò quel drammatico silenzio. Pace a voi, povere vittime di quella assurda pandemia. Va bene, 30 secondi di pausa, poi qui Parlamento. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà, senza filtri né censura. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. E rieccoci sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, sono le 19, 30 minuti e 22 secondi. Entriamo in quest'ultima parte della nostra trasmissione. Io voglio salutare innanzitutto l'ospite di questa sera che è al telefono con noi, lo abbiamo raggiunto, è già in linea dell'onorevole Attilio Pierro. Buonasera onorevole. Buonasera. Allora, onorevole, stasera parliamo di disposizioni in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari. Insomma, parliamo di un provvedimento, lo traduciamo dal legalese per i nostri ascoltatori, contro il caro prezzi di ciò che compriamo al supermercato e l'eventuale speculazione, o mi sbaglio? Ma oltretutto, diciamo, il prezzo, il guadagno da parte degli agricoltori che spesso non riescono neppure a coprire i costi di produzione. Allora dobbiamo cercare di tutelare anche i nostri agricoltori, perché al prezzo, diciamo, finito, alla vendita, non vengono prese in considerazione tutte le varie problematiche, il costo delle materie prime, dei mezzi tecnici, i prodotti energetici, la manodopera. Allora c'è questo squilibrio tra chi lo produce e chi poi lo vende al consumatore. Vi faccio giusto un esempio. Quest'anno i prodotti agricoli vengono, c'è stato un aumento alla vendita del 10,4%.
invece poi quando lo comprano viene pagato di meno. Oggi loro guadagnano in meno rispetto all'anno scorso di 10,4% e oggi lo paga il cittadino italiano, paga il prodotto alimentare di 5,9% in più. Giusto per farvi un altro esempio, la farina viene pagata all'agricoltore 25 centesimi a chilo, invece poi il pane viene venduto dai 3 ai 5 euro a chilo, varia in riferimento alle varie città. Poi invece pure l'ortofrutta dai campi agli scaffali dei negozi, diciamo, viene moltiplicato di 3-5 volte. Allora non si riesce a dare l'importo preciso ai nostri agricoltori. Allora dobbiamo cercare di tutelare la redditività degli agricoltori, anche per cercare di promuovere anche il cambio generazionale, cercare di tutelare i nostri prodotti, perché poi ci sono prodotti che vengono dall'esterno, da fuori nazioni, che non tengono in considerazione l'eccellenza nostra, la produzione come viene fatta, tutte le varie regolamentazioni che si rispettano anche nella tutela da parte della sicurezza sul lavoro e di come viene prodotto e coltivato. E ci sono tutte queste problematiche che non riescono a garantire poi i nostri agricoltori. Allora questa legge questo vuole fare, vuole cercare di dare un input da parte del Ministero, da parte del MEA probabilmente, perché abbiamo presentato un emendamento, vediamo se verrà approvato, sulla competenza della promozione e della gestione per cercare di controllare i prezzi dalla produzione alla vendita. Allora si vuole cercare di mettere un blocco e aiutare i nostri agricoltori che vengono più volte bistrattati. Certamente. Ecco, oltre a questo, diciamo così, quali sono i prossimi temi che affronterete in Parlamento? Vabbè, noi abbiamo pure questa legge che sull'imprenditoria giovanile, agricola giovanile, che l'abbiamo approvata già al primo ramo della Camera, che adesso dovrà essere approvato al Senato, dove nei vari anni fino al 2029 c'è una copertura finanziaria di 159 milioni di euro proprio per aiutare i nostri giovani a coltivare i nostri terreni e cercare di creare economia, specialmente nei piccoli paesi, nelle zone interne, che più che altro c'è uno spopolamento che fa paura. Allora dobbiamo cercare di incrementare anche questo e dare fondi e cercare di dare alternative ai giovani per poter fare questo e creare lavoro stesso nella propria città, nel proprio paesello dove vive, per evitare che, come negli anni precedenti, negli anni addietro, si parte con la valigia di cartone o al nord o perfino in Europa. E allora cerchiamo di dare una mano anche ai giovani imprenditori dai 18 a 40 anni. Ci sono tante altre cose che si dovrebbero fare, purtroppo a livello di Comunità Europea ci sono problemi anche sul miele, sulla produzione del miele, perché dovete sapere che il miele che viene dalla Cina, che forniscono le varie case dolciarie, in Italia costa €1,70 al chilo. Dovremmo tutelare anche questi settori. Si deve tutelare il Made in Italy e cercare di mantenere e dare economia alle nostre aziende. E questo credo sia un impegno che va ben oltre la semplice attività, diciamo così, legislativa in Parlamento. Onorevole, io la ringrazio del suo tempo e la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi e buon proseguimento. Arrivederci. Prego, buona serata. Sì. Qui Parlamento. Oh, orbene, bella gente, noi abbiamo ancora 4 minuti o sbaglio, Giulio Cesare? Sì, per le ultime notizie. Poi avremo Amanda Lear. Benissimo, allora ve la do io l'ultima notizia. Domani alle 9:35, dopo la rassegna stampa, andrà in onda un documento che abbiamo registrato domenica pomeriggio io e la collega Paola Sartore, che ringrazio per aver fatto da ponte. Domani voi ascolterete la voce di un uomo, si chiama Luigi Leonardi, un imprenditore napoletano che ha avuto il coraggio di denunciare la camorra.
ha subito 2 processi, i suoi aguzzini nel primo processo sono stati condannati. Nel secondo processo, nel quale c'erano dentro gli scissionisti, c'erano quelli di Secondigliano, scusate, i camorristi di Secondigliano, 10 di questi sono andati assolti. Il nostro Luigi Leonardi, da testimone di giustizia, è stato equiparato a collaboratore di giustizia, quindi a un mafioso pentito, semplicemente perché un suo cugino di secondo grado, anzi un cugino di secondo grado di suo padre, era stato ritenuto un delinquente. Quindi c'era il potenziale rischio che lo fosse pure lui. Morale della favola: Luigi Leonardi alla fine del mese, fino ad oggi ha vissuto sotto scorta, alla fine del mese lo Stato gli toglierà quella scorta. Tutto questo mentre la Cassazione gli ha dato ragione, questo processo contro i camorristi di Secondigliano dovrà essere celebrato nuovamente il 7 di maggio. Non vorrei sembrare esagerato, ma abbiamo parlato sostanzialmente con un dead man walking, a meno che lo Stato e i suoi rappresentanti non decidano altrimenti e decidano invece di mantenere la scorta a Luigi. Luigi è un amico di Don Patriciello, che sapete essere il parroco del Parco Verde di Caivano, un uomo colpevole di ostracismo sol perché ha chiesto l'intervento del governo che è intervenuto. Oggi al Parco Verde di Caivano non si spaccia più. E solo per aver chiesto al governo di centrodestra di questo paese il suo intervento, tutti gli altri professionisti dell'antimafia lo hanno completamente abbandonato. Domani voi ascolterete questo e molto altro, ascolterete e sentirete nomi e cognomi di magistrati, nomi e cognomi di inquirenti, nomi e cognomi di varie personalità. Credo che questa conversazione di circa un'ora sia un documento che varrà il vostro tempo. Vi do appuntamento alle 9:35 sulle magiche onde di Radio Libertà. Dopodiché la sera avremo Fabio Mendolara della Verità. Anche qui torneremo a parlare del sistema Palamara, perché c'è un'altra storia che vi vogliamo raccontare. Allora, noi chiudiamo qua. La canzone d'amore con cui ci salutiamo è di Amanda Lear del 1978, Follow Me. Stasera atmosfere e disco spaziali. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive